Nasce ad Annecy in Francia nel 1567, vuol dire 2 anni dopo la chiusura del Concilio di Trento. Muore nel 1622, non è una vita lunga, ma si trova nella Ginevra che era prevalentemente calvinista, e lui, con uno stile tutto suo di dolcezza, di amore, di delicatezza, riesce a entrare nella città e dialogare non in modo conflittuale, ma dialogare, ma soprattutto fa riferimento alle persone semplici, lasciando nella buca delle lettere dei memoriali che erano, oggi potremmo dire, adesso non so se è esagerato, un foglietto parrocchiale che aiutava le persone a interrogarsi sulle questioni teologiche sollevate a quel tempo. In questo senso è stato visto come l'iniziatore della comunicazione. Ecco, questo per inquadrare Francesco. Il messaggio viene da quello che Papa Francesco ci ha scritto, che l'approccio a tutte le realtà deve essere un approccio narrativo di una vita, non isolare anche di una persona una frase, un gesto, ma collocarlo dentro a una storia, perché, diceva il Papa Francesco, anche il cristianesimo è la storia del rapporto tra Dio e l'umanità, è una storia sostanzialmente d'amore, quindi anche le storie nostre hanno anche una caratteristica, lui dice addirittura divina, nel senso che sono in qualche modo storie inclusive nella storia di Dio. Ecco, questo è l'approccio e il messaggio che io voglio anche lanciare a tutti i giornalisti, oltre che ringraziare per il lavoro, la professione che stanno facendo in modo serio.